Ciao a tutti ragazzi, siamo sabato 24 agosto e questo qua è il mio primo giorno vero e proprio di mare di questa estate e siamo venuti io e mio fratello qua a Jesolo a vedere com'è la situazione, visto che tutti dicevano che non c'è nessun ombrelloni chiusi, appartamenti mezzi chiusi, quindi siamo proprio curiosi di vedere com'è la situazione. Ecco, vedete, siamo in spiaggia, siamo proprio in prossimità della Capannina che è qui davanti e precisamente all'Arenile Mazzini. Sono le 9:10 di mattina, effettivamente ombrelloni aperti se ne vedono pochi. Adesso vedremo man mano che passeranno le ore come cambierà la situazione. Vedete appunto come anche in spiaggia non c'è tantissima gente, il mare è una tavola, mucillagine neanche lontanamente. Allora, adesso aggiornamento, siamo alle 11:40, vedete quanti ombrelloni ancora chiusi. Gli alberghi sono, adesso vi faccio vedere, vedete l'albergo qua dietro alle mie spalle, prima l'ho visto dal mare, si vedeva meglio, era quasi completamente chiuso, c'erano veramente poche finestre aperte. Ecco, vedete proprio qui dietro al nostro sdraio, penso che a mezzogiorno ci siano tante persone ancora a letto, anche se siamo sabato. Comunque non so se il problema quest'anno sia stata la Bolkestein che magari ha colpito qualche stabilimento facendo schizzare i prezzi, non so se sia l'aumento generale dei prezzi che ha fatto diventare Jesolo fuori mercato rispetto ad altre località qua nei dintorni. Ho visto tanti che sono andati in montagna, magari hanno cambiato meta rispetto al mare che è d'abitudine di noi italiani. Fatto sta che effettivamente c'è veramente poco movimento per essere al 24 di agosto. Guardate, ora si vede ancora meglio quanti ombrelloni chiusi ci sono. Attenzione qua dietro a noi, a partire da questa zona qua. Sia anche da dietro, sia ombrelloni degli hotel, sia ombrelloni dell'Arenile vero e proprio. Guardate che roba, che affluenza di gente in spiaggia, incredibile, ce n'è anche un po' meno di prima. Guardate che roba, alla faccia della poca gente a Jesolo quest'anno. Ecco, come avete visto, questo è il mio punto di vista sul fatto di Jesolo, di quanta gente affluisce quest'anno. Secondo me non è tanto diverso rispetto agli anni scorsi, perché qualche ombrellone chiuso c'è, però comunque penso sia anche fisiologico. Questa settimana più di qualcuno ha iniziato a lavorare, quindi è normale appunto che non sia proprio tutto aperto. Sarebbe stato da venire giù ieri, tipo che era venerdì, per capire. Oggi di sabato magari sì, c'è più gente perché è weekend, però comunque dai, non si può neanche dire che sia mezzo vuoto. Ecco, vedete gli alberghi qua che ho fatto vedere stamattina, ancora con tante tapparelle abbassate. Andiamo ingrandendo anche quello in mezzo qua, tante persiane abbassate, e anche quello sulla sinistra le ha ancora di più. Ecco, come vedete, adesso vi ho fatto un po' tutto il contrario di tutto, cioè ho fatto vedere la spiaggia bella piena, invece gli alberghi qua dietro pieni per metà, quindi che mi fa pensare che tanti sono venuti giù in giornata così come noi e hanno affittato l'ombrellone per stare qua in giornata. E niente, questo mio video era solo un breve reportage oggi, niente più, per vedere appunto
a me in primis com'era la situazione. Effettivamente ci sono stati anni in cui abbiamo visto un pienone superiore e ditemi voi appunto se vi pare che Jesolo sia quelli dei bei tempi, se sia in declino, se sia in una fase di stanca. E niente, qui dall'Arenile Mazzini io vi saluto e buon mare per chi c'è o per chi ci andrà e noi ci vediamo nei prossimi video escursionistici.